dei Carabinieri di Cortina Belluno, spaccio ed estorsione aggravata dal metodo mafioso, i reati contestati a 2 fratelli romani, Leopoldo ed Alviseco Bianchi, ex ultra della Lazio, ed un terzo soggetto. Alla disarticolazione del gruppo criminale hanno contribuito le dichiarazioni di un collaboratore di giustizia e diversi testimoni, sia cittadini che gestori di locali e amministratori di Cortina, assessore minacciato perché li favorisse. Tragico epilogo per le ricerche dell'alpinista bellunese disperso dalla serata di ieri. La sua salma senza vita è stata rinvenuta stamane dai soccorritori. Caso Una Bombera, ai nostri microfoni l'ex procuratore di Trieste Antonio De Nicolo, che riaprì l'indagine sull'attentatore in procinto di essere archiviata. Quell'inchiesta, afferma, andava fatta. Prende le distanze da qualsiasi forma di violenza la consigliera comunale di San Zenone degli Ezzelini, accusata di aver messo un mi piace a un post che inneggiava alla strage di Hamas. La politica: se Stefani sarà il candidato presidente del Veneto per il centrodestra, il sindaco di Bassano Finco è dato ad un passo dalla nomina alla segreteria regionale della Lega al suo posto. La nomina di Beatrice Venezzi di Unione Fiume alla Fenice, senza esito il confronto tra comune, direzione del teatro e sindacati, proclamato lo sciopero, salta la prima del 17 ottobre. A Padova è iniziato lo spostamento della statua del Gattamelata dal sagrato della Basilica di Sant'Antonio. Nei prossimi 2 anni il monumento verrà restaurato nell'ex Museo Diocesano di Piazzetta Colbe. Buonasera, ben ritrovati con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. La cronaca in primo piano con la clamorosa operazione dei Carabinieri di Cortina e Belluno, coordinata dalla DDA della Procura di Venezia. Spaccio ed estorsione aggravata dal metodo mafioso, i reati contestati a vario titolo a 3 persone destinatarie di altrettante ordinanze di custodia cautelare, di cui una in carcere. Sono state eseguite all'alba di oggi. Dalla capitale alle vette delle Dolomiti, dai salotti dei Parioli ai locali della Movida di Cortina, una scalata criminale durata anni, costruita su droga, violenza e metodo mafioso. Loro sono Leopoldo e Alviseco Bianchi, ex ultras della Lazio, legati ai vecchi irriducibili. Un nome su tutti: Fabrizio Piscitelli, alias Diabolic, assassinato nel 2019. Un'amicizia usata come lasciapassare criminale, come marchio di potere. Hanno cominciato dalla droga. A Cortina avevano messo in piedi una rete di pusher, minacciando chi non pagava, pestando gli spacciatori non autorizzati. Poi il controllo dei locali, eventi imposti con la forza, PR e DJ reclutati sotto minaccia, sicurezza gestita da uomini fidati. Il tutto sotto una società con sede a Roma usata come paravento. Ma il passo successivo è stato ancora più ambizioso: gli appalti per le Olimpiadi invernali del 2026. Un modus operandi inquietante, interrotto dal blitz dei Carabinieri della Compagnia di Cortina, che con i colleghi dei nuclei investigativi di Belluno e di Roma è stato interrotto nelle scorse ore. 3 le ordinanze di custodia cautelare, una in carcere, una ai domiciliari, un obbligo di dimora nella capitale, eseguite su ordine del GIP di Venezia, al termine di 1 anno di indagini serrate sviluppate da un'attività in materia di stupefacenti della Procura di Belluno risalente al 2022. Un'infiltrazione silenziosa ma precisa, con incontri, pressioni e perfino un messaggio minatorio a Stefano Ghezze, assessore comunale di Cortina, reo di non avere ricambiato il loro presunto supporto elettorale non richiesto né accettato. Il progetto criminale smantellato con l'operazione Reset, coordinata dall'antimafia, seguiva 3 fasi: controllo dello spaccio, controllo della Movida, controllo degli appalti. Un piano meticoloso confermato anche da un collaboratore di giustizia e documentato da intercettazioni, pedinamenti e testimonianze dirette. Tra gli episodi più violenti, il sequestro di un uomo rinchiuso nel portabagagli di un'auto per un debito di droga, il pestaggio di 2 dipendenti di un ristorante di un albergo di Cortina perché vendevano stupefacenti senza autorizzazione, e ancora minacce di morte al gestore di un noto rifugio della Conca a cui venivano imposti i propri servizi ed eventi, l'aggressione a un organizzatore di eventi trascinato nei boschi in pieno inverno, picchiato e minacciato con una pistola, intimidazioni a imprenditori locali, richieste estorsive e la volontà chiara di diventare i nuovi padroni della regina delle Dolomiti. E alla disarticolazione del gruppo criminale hanno contribuito le dichiarazioni di un collaboratore di giustizia e di diversi testimoni, sia cittadini che gestori di locali ed amministratori di Cortina.
sono rimasto scioccato che anche a Cortina avvengano certe cose, però quello che ci tengo a dire prima di tutto, intanto ringraziare la Procura di Venezia, il comando dei Carabinieri di Belluno con il maggiore Bui per l'ottimo lavoro investigativo che ha fatto sì che questo non accadesse a Cortina. Scioccato il primo cittadino di Cortina all'esito dell'indagine della Procura di Venezia che ha disarticolato il gruppo criminale che oltre allo spaccio di stupefacenti e al controllo diretto e indiretto di alcuni locali pubblici stava tentando di infiltrarsi negli appalti pubblici delle oramai imminenti Olimpiadi invernali sotto il tiro dei fratelli Cobianchi legati al temuto clan romano dei Piscitelli sin dalla campagna elettorale. Stefano Ghezze, assessore comunale di lungo corso a Cortina. Mi fa molto dispiacere che abbia subito queste pressioni, però questa è la dimostrazione di una società sana che non risponde alle minacce o comunque a quelle che possono essere delle presunzioni per cui la gente si sente autorizzata a venire sul territorio e pensare che si possa condiscendere a delle cose che non si possono fare, e quindi questo è un messaggio forte. A Cortina non si attecchisce, non attecchisce la malavita. Leopoldo e Alvise Cobianchi si erano avvicinati a Ghezze in qualità di imprenditori capaci di influenzare le elezioni amministrative in cambio dell'ottenimento di appalti per i lavori preolimpici. A elezioni avvenute il clan aveva inviato a Ghezze, tramite un dipendente dell'azienda di cui è titolare l'assessore, un messaggio minatorio in cui reclamavano l'assegnazione di lavori. Un quadro davvero inquietante che certo non ha fatto passare notti tranquille. Sentimento condiviso da cittadini esercenti che, sebbene impauriti da minacce e intimidazioni, una volta convocati dai carabinieri hanno raccontato dettagli utili alla ricostruzione dei fatti. Fatti sui quali interviene con fermezza il presidente della regione Luca Zaia. Se si è verificato questo vuol dire che i sistemi di controllo funzionano. C'è un tavolo importante con la prefettura, tutto quello che è contro la corruzione, contro le infiltrazioni, sono schierate molte forze. Io l'ho detto fin dall'inizio che questo era un mantra per noi, e penso che il fatto che ci siano magari identificate già delle prime anomalie va nella direzione che il sistema di controllo funziona. L'indagine non è ancora conclusa. L'invito ai cittadini ampezzani, a chiunque fosse a conoscenza di notizie di interesse relative ai fatti, di rivolgersi ai carabinieri o alla magistratura per riferirle. Noi con tutte le forze dell'ordine abbiamo una collaborazione assidua in merito al fatto che se vediamo delle cose che non ci convincono ci rivolgiamo immediatamente a loro, e altrettanto deve valere per i cittadini. Non sottovalutiamo azioni che magari possono sembrare così strane. Se abbiamo qualche sospetto le forze dell'ordine sono lì per ascoltarci. Una sciocchezza può invece essere un grande valore per un'indagine e far sì che Cortina rimanga comunque quel posto sano che è, dove comunque la malavita non attecchisce. Ancora cronaca dal bellunese, tragico epilogo per le ricerche dell'alpinista bellunese disperso da ieri sera. Un biglietto lasciato sul tavolo con le indicazioni dell'itinerario, come è da prassi per gli alpinisti che si avventurano in solitaria. È partita da lì la macchina dei soccorsi, allertata martedì sera attorno alle 22:30 dai familiari di Paolo Foppa, bellunese di 65 anni, preoccupati dal suo mancato rientro a casa e dal telefono che squillava a vuoto. Il corpo dell'uomo, esperto conoscitore e amante della montagna remota e selvaggia, è stato rinvenuto attorno alle 9:30 del mattino dai soccorritori in un canale del versante sud delle Cime dei Bachet, nel cuore del Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi, in comune di Longarone. Partito dalla Val del Grisol, l'uomo stava tentando una traversata dal rifugio Pian de Fontana verso il rifugio Pramperet, passando per i viaz, espressione dialettale che identifica i percorsi tracciati dagli animali, spesso esposti ed insidiosi, ed è lì dove probabilmente a causa di una scivolata è precipitato per un centinaio di metri. Imponente la movimentazione interforze dei soccorritori attivi per tutta la notte tra Soccorso Alpino di Belluno, dove il nipote Riccardo ricopre il ruolo di vice capostazione, dei Vigili del Fuoco, Carabinieri e Soccorso Alpino della Guardia di Finanza, che con l'ausilio dell'elicottero dotato di strumentazione per il rilevamento del segnale telefonico è riuscito a individuare la salma attorno ai 1900 metri di quota. Caso Una Bomber, ora ai nostri microfoni l'ex procuratore di Trieste Antonio De Nicolo.
Antonio De Nicolo, procuratore della Repubblica di Trieste fino allo scorso anno, ora in pensione, riaprì le indagini su una bomber. Indagini che vanno verso un'archiviazione, dopo quella del 2009, non essendovi corrispondenza con il profilo genetico degli 11 indagati e di altre 39 persone. De Nicolo in questi giorni si è detto amareggiato, ma non per questo disposto a rivedere il proprio operato, anzi lo rivendica. Nel momento in cui un magistrato della Procura della Repubblica inizia un'indagine non sa dove porterà, non sa se porterà qualcosa di positivo oppure no. Si fa l'indagine per questo. È un dovere funzionale degli uffici inquirenti quello di aprire le indagini cercando di arrivare a qualcosa di positivo, ma senza selezionare in anticipo quelli in cui è prevedibile si arriverà a un risultato positivo e quelli in cui invece potrebbe anche accadere di non arrivare al suo risultato. Sarebbe una follia in un regime di azione penale obbligatoria quale abbiamo noi in Italia. Più nello specifico, De Nicolo motiva così la propria decisione. Mi sono limitato a prendere atto di una richiesta che proveniva da 2 persone offese di riapertura delle indagini, mi sono limitato a considerare che in effetti i progressi della scienza, in particolare della genetica, potrebbero portare qualche risultato nuovo e quindi d'intesa con il collega Federico Frezza, che era stato il magistrato che aveva qualche anno prima archiviato l'indagine, decidemmo di riaprirla. L'ex procuratore poi così riassume il caso Zornitta, apertosi all'interno della vicenda. C'è stato chiaramente poi un approfondimento riguardo un unico indagato che però poi è stato posto nel nulla dalla condotta assolutamente scriteriata di un appartenente alle forze dell'ordine che ha alterato un reperto. A questo punto, questa condotta qui, una volta scoperta, ha posto la parola fine all'acquisizione di prove nei confronti di quell'unico indagato. Questa infine è la considerazione di Antonio De Nicolo su una bomber, l'attentatore capace di tenere in scacco Veneto e Friuli dal 1994 al 2007, con 34 colpi messi a segno. È un fatto molto grave di terrorismo, anche questo purtroppo non si è accertato se si tratta di una sola persona o, come potrebbe essere forse più probabile per certi aspetti, almeno di 2 persone. Prende le distanze da qualsiasi forma di violenza la consigliera comunale di San Zenone degli Ezzelini, accusata di aver messo un mi piace ad un post che inneggiava alla strage di Hamas. Sono molto affranta, quel like è frutto di una svista, come succede spesso a tutti noi nelle home page dei social network, di con un doppio tap mettere un like a un post. Io sono contro ogni forma di violenza e di terrorismo e mi dichiaro, prendo le distanze dall'attentato terroristico del 7 ottobre. Prende le distanze da qualsiasi forma di violenza la consigliera comunale di San Zenone degli Ezzelini, Sara Masaro, accusata di aver messo un mi piace sui social a un post che inneggiava alla strage di Hamas del 7 ottobre del 23, quando morirono in un assalto terroristico oltre 1200 israeliani. Masaro, che tra l'altro ha un account privato e che ha dichiarato di non seguire la pagina in questione, ha parlato di una svista e sappiamo tutti e tutte come queste cose possano davvero accadere senza che ce ne rendiamo conto. Ma chi ha sollevato il caso, in forma totalmente anonima, firmandosi Anteo Z da Milano, ha praticamente chiesto la testa della consigliera, mandando su tutte le furie il sindaco Fabio Marin, che ha tenuto a fare alcune precisazioni. Logico, se quando l'avevo chiamata la prima volta mi avesse risposto sì, sono d'accordo, l'ho messo appositamente, seguo quella pagina, io per primo, per come sono, le avrei detto dimettiti. Se oggi dobbiamo chiedere le dimissioni di un consigliere per un like per il quale ha già ammesso di aver sbagliato e di non essersene accorta, siamo davvero al ridicolo. Partendo dal fatto che noi assolutamente siamo contro ogni forma di violenza e questo è dato per scontato, specie in un paese come San Zenone, tra l'altro dove abbiamo anche tanti giusti e quindi siamo un paese proprio che storicamente conosce quello che ha passato la comunità ebraica. Che arrivino proprio delle segnalazioni in comune proprio nel momento in cui magari il nostro comune è sotto i riflettori, perché? Perché abbiamo vinto una causa risarcitoria molto importante contro la regione del Veneto, perché tra l'altro è uscita anche da poco la mia candidatura alle elezioni regionali e tanti altri aspetti. Mi sembra che dietro a tutto questo non ci sia la colpa di una consigliera, ma ci sia una grande strumentalizzazione. La politica ora, se Alberto Stefani sarà il candidato presidente del Veneto per il centrodestra, il sindaco di Bassano Finco è dato ad un passo dalla nomina alla segreteria regionale della Lega al suo posto. Avete presente il ballo della scopa, tanto in voga qualche anno fa?
tutti ballano, poi finisce la musica all'improvviso e qualcuno si ritrova con la scopa in mano. Ecco, sta succedendo qualcosa di simile nel valzer della politica regionale proprio in questi giorni, in cui la trattativa per scegliere il candidato del centrodestra alle regionali sta vivendo i momenti più concitati. Tutti gli indizi portano ad Alberto Stefani, parlamentare, già sindaco di Borgoricco e attualmente segretario regionale della Lega. Appunto, segretario regionale della Lega. Un ruolo che dovrebbe lasciare immediatamente, una volta confermata la sua candidatura alla presidenza della Regione del Veneto. Ma se un segretario se ne va, direte voi, ne arriverà subito un altro o no? La risposta è sì, e il nome che circola di più in queste ore è quello niente meno di Nicola Finco, esponente della Lega molto noto in Veneto per la sua esperienza da consigliere regionale e ora sindaco di Bassano del Grappa. L'indiscrezione è esplosa nelle ultime ore e il diretto interessato, interrogato sull'argomento, preferisce fare scena muta e si chiude in un no comment che però dice molto. Prima di tutto, questo silenzio dice che Finco è effettivamente in pole position per prendere il posto di Stefani, ma soprattutto ci dice che Finco sa cosa lo aspetta nei prossimi mesi se dovesse accettare. C'è in ballo una campagna elettorale che deve ancora partire ufficialmente, ci sono decine di candidati e aspiranti tali da ascoltare, approvare e leadere, liste da verificare, tensioni interne da gestire. Finco ha avuto l'assaggio di una situazione simile durante il travagliato percorso di scelta del candidato sindaco bassanese, quando l'accordo con Fratelli d'Italia proprio non si è trovato e le due parti hanno dovuto poi ricucire in fase di ballottaggio per contrastare il candidato del centro-sinistra. Insomma, per molti e per chi gli ha proposto questo ruolo tanto delicato quanto scomodo, Finco la stoffa ce l'ha e a meno di un ribaltone dell'ultimo minuto si troverà lui con la scopa in mano quando finirà la musica. E poi sì che si balla davvero. I musicisti della Fenice hanno proclamato lo sciopero in occasione della prima del 17 ottobre al posto della rappresentazione, un'assemblea pubblica. La richiesta di revocare la nomina di Beatrice Venezia, direttrice musicale del teatro, è stata respinta dai vertici della Fenice nel corso di un incorso fiume che è durato praticamente per tutta la giornata, si è concluso soltanto poco fa. Abbiamo deciso quello che purtroppo era un po' nell'aria, quindi è confermato lo sciopero per la prima del Wozzeck, perché nonostante la buona volontà del sindaco che ha cercato in qualche modo di convincerci della bontà della decisione presa rispetto alla nomina del direttore musicale, però a precisa richiesta nostra, come che peraltro è nota da tempo, cioè la revoca della stessa nomina, il sovrintendente e il sindaco e anche il sovrintendente non hanno dato disponibilità a questa nostra richiesta. Insomma. Hanno detto che siete anche un po' sessisti, che non capite qual è il valore aggiunto della Venezia, che è giovane, che porterebbe un sacco di persone nuove, che le persone che hanno disdetto verranno sicuramente rimpiazzate subito. Ma su queste cose qua io credo che comprendo che da una certa parte si tenti in tutti i modi di vendere bene il prodotto, no? Sessisti, questa cosa ci fa molto ridere, perché teniamo presente che metà dell'orchestra è composta da donne e abbiamo lavorato spesso con donne direttrici d'orchestra giovani, fulmini di guerra, devo dire, artiste veramente di altissimo livello. Queste dunque le interviste ai sindacalisti che sono state raccolte poco fa dal nostro Filippo Fois, che ha parlato anche con il sindaco Luigi Brugnaro ed il sovrintendente Colabianchi, che nel corso appunto dell'incontro con le rappresentanze dei musicisti hanno difeso il curriculum di Beatrice Venezia.
persona che ho incontrato e a cui ho dato la massima solidarietà, perché non si è mai visto insomma un attacco anche personale, e ho detto all'orchestra: vi capisco perché vi sentite traditi, perché la parola detta fuori posto va bene, è stata fatta, la ragazza però va tutelata perché è una grande professionista. Nel corso dell'incontro ci hanno detto i sindacati che è stato anche affrontato il curriculum del maestro Venezzi, sì. E da questo punto di vista le opinioni sono rimaste distanti oppure lei l'ha preso? È difficile convincere le persone sui curricula no, ciascuno ha la sua idea e la cosa. Il curriculum del maestro Venezzi secondo me è un curriculum ottimo, considerando che è una giovane artista che ha 35 anni. Che idea si è fatto delle contestazioni che le vengono mosse sono strumentali? Per carità, sicuramente ci sono delle componenti extra musicali, questo è inequivocabile, non sono io a sostenerlo. È evidente che la sua posizione, intanto già politicamente, perché ha espresso un giudizio, poi il fatto che sia donna, secondo me c'è un certo sessismo. DDL semplificazione, approvato al Senato l'emendamento che autorizza l'uso di droni in agricoltura per la distribuzione di trattamenti fitosanitari. Via libera all'utilizzo dei droni in agricoltura. Approvato al Senato l'emendamento al DDL semplificazioni che vede come primo firmatario il senatore bellunese di Fratelli d'Italia Luca De Carlo. Droni che, come accade già in altri paesi europei come Francia e Germania, potranno essere impiegati per fare i trattamenti fitosanitari in determinate aree. Penso a quelle dove c'è una viticoltura eroica o a quelle più marginali, insomma quelle aree dove diventerebbe difficilmente economico fare impresa, oggi uno strumento in più, tanto atteso dagli agricoltori, soprattutto da quelli che in questi anni hanno diminuito il numero dei trattamenti e che oggi consentono all'Italia di avere il record dell'agricoltura più sostenibile, con un 12,5% in meno di uso di fitofarmaci rispetto alle altre nazioni. La sperimentazione dovrà rispettare il Piano Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e la disciplina sull'impiego dello spazio aereo con velivoli a pilotaggio da remoto. A Padova ora con la sanità, presentata stamane la nuova pediatria del Veneto. E da questa parte. Grazie. Ci sono voluti 1293 giorni per realizzarla, la nuova pediatria, un'opera attesa da oltre 20 anni a Padova che sarà il punto di riferimento del Veneto. 8 piani, 155 posti letto, 6 sale operatorie d'avanguardia, ogni stanza uno spazio pensato anche per i caregiver. Un giorno importante per il sistema sanitario d'esame e per la comunità, direi, no? Padovana e veneta, e anche nazionale e internazionale. Pensate ai bambini di Gaza che abbiamo ricoverato nella nostra pediatria e che troveranno, spero di no, che non serva più, ma che possono trovare appunto risposte sicuramente accoglienti e efficaci in termini sanitari. La consegna dei lavori il 17 marzo del 2022, la conclusione del cantiere lo scorso 30 settembre, prima un lungo iter giunto ad una svolta nel 2017 poi nel 2019 con l'abbattimento della palazzina di pneumologia dove oggi sorge la nuova pediatria. L'opera è costata oltre 107 milioni di euro, di questi 15 milioni destinati agli arredi pensati per rendere l'ambiente a misura di bambino, garantendo le migliori cure possibili in ogni campo. 26 infatti sono le unità operative. La pediatria di Padova è il più grande istituto dedicato alla cura del bambino del nord-est. Ogni anno mediamente vengono ricoverati qui 10.000 bambini. Gli accessi al pronto soccorso sono 25.000, le visite ambulatoriali sono 320.000. Qui in un anno nascono in media 2.800 bambini. Avere una casa adeguata era un obbligo, hanno detto medici e politici presenti all'inaugurazione. Posso dirvi che è già accreditata e funzionante l'area radiologica con quella risonanza che dal 16 di ottobre avrà i suoi primi appuntamenti. E siamo a Padova dove è iniziato questa mattina lo spostamento della statua del Gattamelata dal sagrato della Basilica di Sant'Antonio. Chissà se Erasmo Stefano da Narni, detto il Gattamelata, condottiero e capitano di Ventura vissuto tra il 1300 e il 1400, avrebbe mai immaginato che quasi 8 secoli dopo avrebbe compiuto un volo di 15 metri sopra il sagrato della Basilica di Sant'Antonio a Padova.
è stato staccato il cavaliere del monumento equestre in bronzo realizzato dal Donatello tra il 1446 e il 1453 per essere portato all'ex museo diocesano ed essere restaurato. È un momento importante questo in cui si riprende in mano questo percorso di analisi, di restauro di questo monumento così importante. È chiaro che da parte nostra, dei frati della delegazione pontificia, innanzitutto c'è il grande ringraziamento alle fondazioni che con le loro risorse hanno reso possibile questa opportunità. Friends of Florence e Save Venice sono le due fondazioni che ci stanno aiutando. Il restauro durerà circa 2 anni, tempo in cui sarà anche possibile ammirare la statua da vicino. È un'operazione che è stata accuratamente e minuziosamente pianificata in questi ultimi mesi. È un'operazione sicuramente delicata, è la terza che avviene nel corso del Novecento, prima di quella effettuata durante la Prima Guerra Mondiale e la seconda in occasione del secondo conflitto. Dopo il cavaliere, che pesa circa 500 kg, verrà spostato anche il cavallo, che di chili ne pesa 2000. Contemporaneamente al restauro della statua, anche il basamento subirà un intervento di recupero. Del futuro posizionamento della statua ancora non c'è certezza, non è stato deciso se sul sagrato tornerà l'originale o si potrà ammirare una copia. Per l'assessore alla cultura del comune di Padova, Andrea Colasio, però la strada è segnata. Realizzarne una copia e conferire a un costituendo museo di Donatello di fianco al santo l'opera di Donatello avrebbe un grandissimo valore anche in termini non solo di valorizzazione culturale, ma lo ripeto, di tutela e salvaguardia dell'opera. L'opera è a rischio. È tutto per questa edizione, dopo la sigla il meteo di Antenna 3. Arrivederci.